Rottura del braccio è sempre da questa parte. Lui può tenere forte finché vuole, ma se io porto il mio gomito verso il suo viso, io esco. Tieni forte come vuoi, fortissimo, due mani. Più ce l'ha a scuola. Lui prende me e io prendo lui. Guardate come prendo. Prendo si chiama Conte Garisci. Prendo il suo polso e il mio pollice deve andare dritto a sto dito medio. Adesso lui prende me, io prendo lui. Esco, la tecnica per uscire è sempre questa, sempre muovendo il mio corpo. Noi prendiamo rotazione. Mamma mia. Ancora una volta. L'altro punto è usare il nostro corpo. Noi possiamo alzare il braccio sinistro e il braccio destro. La cosa più importante su un attacco è togliere il suo pensiero su di me. Se Maurizio mi afferra alla gola è perché la sua testa gli dice che mi deve uccidere o mi deve strangolare. Vieni. La sua testa adesso è andata qui, non è più qua. Allora, togliere il pensiero della sua forza qui, con qualsiasi cosa, colpirlo qua, dove volete. L'importante è che tirate via dalla sua testa la concentrazione sulla vostra gola. Noi lo chiamiamo atemi, atemi significa colpire. Perciò come mi prende, colpire. Lui però è forte e tiene uguale. Uso le mie braccia, uno, scendo, guardate sto qua come qua. Dove, qual è la parte esposta? Questa. Ha fatto un fungere, non so se l'hai visto. Mi fa che piacere. Bisogniamo noi a spingere loro. Grazie. Via. Ok? Come ho fatto io, non ci vuole. E chi ci rimette io, perché chi agisce ha la foga di spingere, perché non è mai equilibrato. Già, giù. Ok? Io ho portato uno schiaffone o un pugno. Pugno. La cosa più difficile è fare questo. Anche perché se Chiara pesa 50 kg, Maurizio ne pesa 80, se lei rimanesse ferma, senti viene giù. No, se io portassi con tutta la mia forza uno schiaffone, un pugno a Stefania, lo travolgerei. Perciò è rompere la distanza, perciò da qui sono io che vado verso di lui. Braccio su per proteggere il viso. Poi togliere il suo pensiero, su, giù. Ok. Io mi sento con tutta sincerità di dirvi, se anche fate un corso che non è il suo, qualunque corso di difesa che secondo me serve, di non pensare appunto in 3 mesi di strafare chissà che cosa, perché io dal mio faccio karate da 23 anni, però mi sono trovata in delle situazioni in cui comunque la paura subentra. Però secondo me fare un corso di questo tipo, qualunque corso che abbia una base di autodifesa, serve per la propria autostima. Io mi conosce Patrizia, mi conosce Maurizio, io da piccola, ho cominciato a 6 anni e andavo in giro così. Cioè non ero timida, cioè, mia mamma andava a fare amicizia con le altre mamme per farmi giocare, non facevo niente. Quindi ci ho messo anche, facendo poi karate, che comunque è una disciplina, un percorso, ho acquisito più sicurezza. Quindi allora, qui ci siamo disponibili, fare una tecnica sola. Okay? Quella è la prima leva, quella che abbiamo fatto, che prendo la mano in questa maniera.
Questa è una cosa semplice, si fa con un dito. Uno discussione, a un certo punto, pam, ti ferro la mano. E qui sono già. Stessa cosa, tu dovresti dare un pugno perché di solito diciamo stupando, mi prendi, l'altra mano, il pollice deve andare lungo, ecco, questa maniera. A questo punto, ruoti, con questa mano spingi giù. Più ruoti, non essere statica, cazzotto. Uno. Questa non è Ragazzi, un pugno del genere per normale, game over.